Mi capita tante volte e ti dico per fortuna, perché quello è già un modo in cui tanto la persona si prende cura di sé e alle volte farlo con un amico è un po' più self-confidence, no? Che lo faccio con lui così tanto capisco, non mi sento giudicato e magari mi indirizza da qualcuno, no? Faccio un giro, versano un po' di Benvenuti alla puntata numero 41 del nostro podcast Faccio un giro e come al solito prima di andare a presentare l'ospite vi ringraziamo per i tanti commenti e le visualizzazioni che abbiamo ricevuto. Vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutti i nostri social. Lo dico sempre, per voi perdere pochi secondi del vostro tempo, per noi invece è un modo molto importante per farci conoscere. Dopo questo cappelletto introduttivo passo a presentare l'ospite di oggi, che è il dottor Ferdinando Podda. Benvenuto Ferdinando. Grazie Paolo, come faccio sempre per non sbagliare quando racconto le professionalità degli ospiti che vengo, prendo degli appunti perché voglio essere preciso. Dottor Ferdinando Podda, psicoterapeuta, analista transazionale e psicologo clinico. Non ho dimenticato nulla. Solitamente quando arrivano gli ospiti chiedo sempre che cosa li ha ispirati magari da bambini o da ragazzi nell'intraprendere il percorso che poi li ha portati alla loro professionalità da adulti. Beh, in questo caso è semplice raccontartelo, è stato un mio professore, mi ricordo ero alle superiori, al liceo, c'era questo professore di filosofia, ok? E lui era anche uno psicologo, uno psicoterapeuta. E quando ero alle superiori, appunto, a scuola, avevo gravi problemi di salute. Soffrivo di mal di testa ricorrenti, di grandi dolori al corpo. E lui è uno dei pochi che mi ha creduto. E quindi lì ho iniziato a capire che forse guardare il mondo e le persone da una prospettiva diversa lo sentivo un po' come un vestito mio. Quindi è stato proprio lì che ho capito che avrei voluto questo tipo di lavoro in futuro. Tu sei molto giovane, quante volte ti è capitato nella tua, diciamo, carriera da medico di vedere negli occhi dei tuoi pazienti il pensiero: sto medico è troppo giovane? Perché solitamente le persone più avanti con l'età chiaramente hanno un'esperienza, un vissuto diverso e quindi vengono quasi sempre visti un pochino meglio, diciamo, mettiamola così. Sempre, ecco perché ho la barba adesso anche bianca, perché quando ho iniziato non ce l'avevo, ho detto me la faccio crescere, no, capitava sempre, e questo all'inizio non nego che mi metteva un po' in difficoltà, cioè alle volte mi chiedevo come mai tante persone, tanti pazienti mi facessero la stessa domanda, però poi un giorno mi sono fermato e ho detto ok, credo che non sia un mio problema, quindi mi sono fermato e ho detto ok, sento che io vado bene così come sono, e questo forse è un problema dell'altro, e allora glielo rimandavo, e quando lo rimandavo la persona, anche la persona davanti a me si fermava e capiva forse quello che il giudizio, no? Che aveva forse un pregiudizio, che aveva forse nei miei confronti, e quindi da quando ho usato questo modus operandi non è mai più stato un problema. Qual è il percorso di studi che bisogna affrontare per arrivare a una professionalità come la tua? Un sospiro, perché è lungo, sono insomma 5 anni, anche se sarebbero 3 più 2, ma con la triennale non è niente di che, non ci facciamo niente, sono 5 anni più un anno di tirocinio, più altri 4 anni di specializzazione ulteriore, quindi diciamo intorno ai 9-10 anni come cosa, ecco. Diciamo che l'argomento della salute mentale
è diventato di dominio pubblico negli ultimi anni, perché io ricordo quando ero bambino l'idea che si aveva dello psicologo, del psicoterapeuta, era del medico che curava, detto proprio in maniera brutale, le persone pazze. Veniva demonizzato, ovvero che fosse una figura professionale a cui bisognava rivolgersi solo se si avevano problemi veramente grossi, e chi andava dallo psicologo veniva considerato una persona strana. Quando ti sei accorto di questo cambiamento, ovvero che la tua professionalità ha iniziato ad avere veramente riconosciuto il valore che ha a tutti gli effetti? Ma devo dirti che il merito è dei ragazzi giovani. Sono loro più, diciamo, di noi adulti che capiscono che il disagio non è qualcosa da nascondere, ma che può essere invece qualcosa in cui puoi fermarti, dove puoi fermarti e puoi usarlo proprio come punto di crescita. Quindi il merito è proprio dei ragazzi giovani. Oggi addirittura postano, non ti dico le sedute perché ovviamente non è possibile, però delle cose che dico e lo condividono, quindi è merito loro una possibile apertura rispetto a questo, ecco. Hai detto tu che è merito dei giovani, sì, perché prima era semplice raccontare a un amico devo andare dal dentista oppure devo andare a fare un RX piuttosto che una visita, un ECG, mentre era molto difficile raccontare anche a persone vicine ho intrapreso un percorso con lo psicologo. Quanto è difficile, tu che hai un'esperienza sul campo, per una persona che viene per la prima volta da te dover raccontare, perché uno che intraprende un percorso, la prima cosa che gli viene chiesta è perché sei venuto qua. Quanta difficoltà hanno le persone il primo incontro a raccontarsi? Allora, è molto eterogenea la cosa, cioè vedo persone che non vedono l'ora, non vedevano l'ora di venire e quindi sono un fiume in piena, ok? E altre persone che anche se sono venute, sono lì che ancora si giudicano. Quindi non c'è uno standard, però soprattutto la prima seduta, la prima visita, c'è ovviamente un po' di difficoltà, anche perché tutti hanno l'idea che si faccia una chiacchierata, no? Quindi poi in realtà non è così, quindi la seduta è strutturata, quindi non c'è conoscenza, spesso dove non c'è conoscenza la persona, dopo che c'è la prima seduta, già la seconda è qualcosa di completamente diverso, ecco. Solitamente quando si hanno amici che fanno dei mestieri, oserei dire, particolari, sì. Io ad esempio nel mio mestiere attivo le carte d'identità elettroniche e gli SPID, quindi tutti gli amici quando hanno bisogno, certo, potresti fare, certo, questo favore per me. Com'è per uno che fa il tuo lavoro ricevere magari da un amico la proposta, guarda ho bisogno di, ti capita? Mi capita tante volte, ti dico per fortuna, perché quello è già un modo in cui tanto la persona si prende cura di sé, e alle volte farlo con un amico è un po' più self-confidence, no? Che lo faccio con lui così tanto capisco, non mi sento giudicato e magari mi indirizza da qualcuno, no? Quindi in realtà è qualcosa che mi capita spesso. Io non posso ovviamente vedere gli amici, però nel mio piccolo cerco di aiutarli, di indirizzarli. Ecco, mi hai suggerito la prossima domanda. Quali sono i confini per i rapporti personali che uno che fa il tuo mestiere deve rispettare? I confini, dici, relativi alle amicizie, in questo caso? Amicizie, parentele, legami. Ma allora a livello etico non si possono vedere persone con cui c'è un legame, quindi un legame intimo, quindi ti parlo di amici intimi, fratelli, sorelle, genitori, zie e quant'altro, però questo è un po' ad personam, cioè è chiaro che se io ho uno zio in America e non ci siamo mai visti, lui viene qui, lo posso trattare, ecco. Perché questo? Perché devo rimanere oggettivo, e quindi nell'oggettività, nel momento in cui c'è un investimento emotivo, non lo sono più.
Ti è mai capitato, ti capita che vedi nelle persone a te vicine un po' di, come posso dire, non dico imbarazzo, ma pensare che mentre si fa una chiacchierata tu possa studiare i comportamenti della persona a te vicina? Ti è mai capitato? Sì. E se sì, come ti sei comportato? Sì, alle volte magari si parla soprattutto con persone che magari sono conoscenti, oddio ma te lo dicono anche, no? Sì, mi sta analizzando, no? In realtà sì, è vero, sono uno psicoterapeuta, ma sono anche Ferdinando, quindi analizzo fino a pagina 2, però intanto glielo dico, intanto gli sfoto, dico guarda che questa cosa io la segno, quindi in realtà sono molto me stesso, ecco. Quando hai iniziato, che giustamente come tutti i ragazzi giovani hai fatto la vita da giovane, quindi le uscite, magari i primi appuntamenti, quanto c'era nelle tue prime relazioni personali, non per forza amorose, relazioni personali anche di amicizie, quanto c'era del Ferdinando e basta, e anche se c'era una percentuale del Ferdinando terapeuta come approccio? Sì, diciamo che io sono così e quindi la psicologia, lo studio della psiche mi appartiene, quindi non c'è una grande differenza tra quello che sono in privato e quello che sono in studio, al lavoro, proprio perché le cose che conosci ti rimangono, e quindi cerchi un po' di metterle insieme, ma non c'è una grande differenza, cioè sono sempre me stesso ma con delle conoscenze e non posso non conoscere nel momento in cui ho un amico davanti, ecco. Una delle curiosità che mi ha sempre fatto pensare e che ho sempre sentito nei vari racconti è come si possa somatizzare e assorbire i racconti di tante persone tra virgolette sconosciute e poi riuscire a non empatizzare anche fuori dall'orario di lavoro. Sì, è un'ottima domanda, cioè è una cosa che innanzitutto non possono fare tutti, ma lo dico in maniera amorevole, cioè io ad esempio mi occupo di disturbi gravi, è qualcosa su cui ci lavori sicuramente, anche noi facciamo terapia, quindi anch'io ho un supervisore che mi aiuta, però diciamo un po' come quando entro nel mio studio, in quella stanza lì, ho un vestito, ok? Torno alla metafora del vestito, che metto, lo tengo, sto lì, quando sono lì, sono col paziente, sono con la persona, però quando esco non ti dico che riappendo quel vestito, ma in un certo qual modo lo devo lasciare lì, perché se voglio aiutare l'altro io devo star bene, quindi questo è un po' il trucco, no? Diciamo che utilizzo. Quindi confermi che anche chi fa un mestiere come il tuo a sua volta fa terapia? Deve, necessariamente, perché per quanto puoi conoscerti, ci sono dei processi che non sono conoscibili, ma può aiutarti un'altra persona, in questo caso un altro professionista, a farti vedere la stessa cosa ma da un punto di vista diverso. Se dovessi fare un paragone con altre professionalità nell'ambito medico, penso a una persona che ha una patologia e va per esempio da un chirurgo o da un ortopedico, sono patologie ben visibili che basta una visita per certificarle, quindi non è che un paziente può fingere o no, mentre immagino nel tuo tipo di lavoro una persona che viene se non è predisposto ad aprirsi al dialogo, probabilmente la terapia non ha effetto. Lo confermi? E come spingi le persone ad aprirsi? Lo confermo, cioè c'è una caratteristica che la persona deve avere per fare terapia e quindi per intraprendere un percorso sia di cambiamento che di cura, che viene chiamato insight, cioè consapevolezza. Più è alto l'insight, cioè la consapevolezza di avere un problema, anche se non sai come si chiama, migliore è la prognosi. Se l'insight è inesistente, mi capita spesso con gli adolescenti, che quello che dico è vengono mandati, no? Me li mandano i genitori, anche se il problema è evidente, deve essere un problema per la persona.
Quindi questo è, diciamo, l'unica regola, okay, che c'è per iniziare un percorso effettivamente che porti dei risultati. Altrimenti, per quanto il professionista possa essere bravo, la prognosi è sempre negativa. Tu hai un approccio molto moderno alla tua professione, anche per moderno e contemporaneo rispetto a quello che stiamo vivendo adesso. Hai una pagina sui social, sì, dove ogni tanto lasci delle pillole, chiamiamole così, sì, dei consigli. Tu hai la professionalità e sei uno competente perché appunto hai studiato e hai un titolo che lo dimostra. Spesso però online si trovano anche persone sedicenti psicoterapeuti che non hanno nessun titolo di studio e che sono, odio usare la parola influencer, ma è quello che li rappresenta meglio, dare consigli spesso sull'alimentazione non avendone competenze, spesso sulla gestione dei rapporti non avendone competenze. Quanto danno fa alle persone una figura del genere e quanto anche a voi professionisti, perché magari vanno a minare la vostra credibilità perché le persone confondono le due professionalità? Ma intanto sento molto dispiacere quando mi fai questa domanda, perché è profondamente vera. Purtroppo questo accade tutti i giorni, il danno secondo me è enorme. E le persone non si rendono conto, parlo insomma di questi sedicenti professionisti, no? Dell'impatto che possono avere su una persona che è in difficoltà. Quindi il mio invito è sempre quello di affidarsi comunque a figure competenti, che abbiano un titolo di studio riconosciuto. Altrimenti ho visto purtroppo anche sulla mia pelle pazienti venire da me seguiti da non professionisti, perché non sono professionisti, con dei danni rispetto a questo. Quindi non solo non sono stati aiutati, ma anzi hanno magari ulteriormente peggiorato il disagio. Assolutamente sì. Mi ha colpito, ho visto pochi giorni fa, io prima di ospitare le persone, lo dicevo anche nella puntata scorsa con un giornalista, con Andrea Assini, che spesso al giorno d'oggi i social un pochino descrivono le persone. Chiaramente uno nei social scrive solo quello che vuole, la conoscenza della persona è molto più ampia, però dai social capiamo un po', io capisco un pochino che tipo di personaggio cui devo intervistare. Scorrendo sul tuo profilo mi ha colpito un video recente che hai pubblicato, dove era una sorta di sfogo, perché tu, come abbiamo detto, lasci delle pillole, dei brevi video su determinati argomenti che magari vanno per la maggiore, e ti lamentavi del fatto che alcune persone scrivevano ma secondo me non è così. Ritornando e ricollegandomi anche alla domanda di prima, come ti comporti quando leggi queste cose qui, e se vuoi raccontare anche a chi non ha avuto la possibilità di vedere questo sfogo? Allora, sicuramente quello che dicevo è un po' questo, cioè il secondo me alle volte è qualcosa che va a alimentare un po', io lo chiamo ego ipertrofico, no? Cioè devo dire la mia anche se non parla di me. Mi viene ad esempio da ritornare al Covid, no? Dove tutti erano esperti, ormai erano tutti esperti, e questo ovviamente crea dei danni, come dicevamo poco fa, però come mi comporto? Tanto un po', non ti dico che mi ferisce questa cosa, però mi viene sempre da pensare all'altro. Cioè comunque una persona che viene criticata può prendersela, può stare male per questo, oltre al fatto che non viene dato valore alla propria professionalità. Rispetto però alla tua domanda, come mi comporto? Cioè è qualcosa tanto che va presa per quello che è, cioè è un parere dell'altro. Il secondo me per me va un po' bandito, mio modesto parere. Mi piace essere molto evidence based, no? Cioè non è secondo me, ma è così, in qualche modo la scienza, no? Facevo in quel reel l'esempio dell'ingegnere, sì, okay. Prova a dire all'ingegnere no ingegnere, questo muro buttiamolo giù, cioè non funziona. Quindi credo che ognuno debba stare un po' nel proprio, e fermarsi e dare valore alle proprie capacità, ma anche
riconoscere quelli che sono i propri limiti. Volevo toccare un tema che è molto presente purtroppo nella vita di tutti i giorni, forse anche in qualche video ho visto qualche accenno all'argomento, e parliamo di relazioni squisitamente amorose che vengono definite relazioni tossiche. È pieno, ormai la cronaca è piena di amori, chiamiamoli così, o relazioni che magari sono finite, poi sono sfociate in un delitto o comunque violenze. So che è un argomento spinoso e anche molto ampio da analizzare, però mi piacerebbe che allora dicessi qualcosa. Le relazioni tossiche sono sicuramente molto complesse. Dico una cosa un po' controcorrente. Spesso non parlo ovviamente di delitti o di aspetti così gravi. Le relazioni tossiche, o meglio, le persone si concentrano molto sull'altro, quindi attuano quello che viene chiamato una deresponsabilizzazione. Credo invece che anche in quel caso sia importante vedere perché io sono attratto da quella persona lì. Perché c'è una parte di me che anche se riconosce che quella persona mi fa male, deve andare lì. E questi risalgono da tutti degli aspetti che vengono chiamati in gergo copionali, in cui la persona ha qualche motivo per rimanere invischiata in qualcosa che gli reca dolore. Solo che, come dicevamo prima, non tutto è conoscibile. Quindi l'invito che do, questo lo do veramente a tutti, è quello un po' di fermarsi e vedere e porsi la domanda opposta, cioè perché io devo stare in una relazione tossica. Ecco, è più facile spesso deresponsabilizzarsi, dare la colpa all'altro, no? Viene in mente il narcisista, ormai è super sdoganato, però fermarsi e riportare il focus su se stessi è sempre la chiave. Anche perché spesso si sentono i commenti, io trovo solo casi umani, okay. Vale sia per i maschi che per le donne. Assolutamente, e proprio rispetto a questo la domanda che uno dovrebbe porsi è proprio perché io sono attratta da questi casi qui. Nel tuo lavoro ti è mai capitato anche di dover lavorare con soggetti, se non ricordo male avevo letto da qualche parte che comunque ti capita anche di dover andare a lavorare nelle carceri, o comunque dei soggetti che hai detto che ti occupi di anche casi gravi. Sì. Quanto è difficile? Perché nell'immaginario collettivo penso alle carceri, appunto, ogni volta che si analizza e si parla di qualcuno che ha commesso per esempio un delitto, che ha diritto a uno psicologo, i commenti si sprecano. Dopo quello che ha fatto, figurati se merita. Quanto è difficile farlo come professionista e quanto è difficile farlo capire alle persone che anche una persona che ha commesso un qualcosa di grave ha diritto. Sai, Giampaolo, spesso le persone giudicano in base a ciò che vedono. Quando mi occupo di casi così gravi, anche che hanno insomma fatto delle cose terribili a volte, se mi fermassi davvero e analizzassi ciò che hanno fatto, non potrei occuparmene. La chiave in questo caso è vedere quello che c'è dietro, che non è un'accettazione, ma anche in quel caso la maggior parte delle persone problematiche così che possono compiere anche atti davvero crudeli nei confronti dell'altro hanno quasi sempre una storia di sofferenza grave. Quindi anche in questo caso mettersi una lente diversa e vedere il perché per quella persona, seppur terribile ciò che ha fatto, in qualche modo per lui ha avuto un senso. Doveva forse proteggersi da qualcosa, doveva in qualche modo mettere in atto anche qualcosa di terribile, e questo parla di lui. E questo è l'unico modo in cui ci si può lavorare. Quindi fermarsi e dare comunque valore al fatto che l'altra persona in qualche modo ti sta parlando di un suo vissuto. Ecco. Abbiamo parlato della fatica che ci vuole ad affrontare questi studi, dalla fatica che ci vuole a livello mentale
per fare questo mestiere qua. Parliamo anche delle cose positive. Quanto è gratificante poter essere d'aiuto alle persone che vengono a bussare alla tua porta? Beh, il mio lavoro mi piace, quindi è gratificante in quanto adoro ciò che faccio e lo è nel momento in cui vedi una persona che arriva con grandissime difficoltà e con difficoltà lavora, perché la psicoterapia è complessa, è difficile, e poi va via profondamente cambiata, profondamente trasformata e lo aiuti a diventare ciò che magari avrebbe sempre voluto essere. E quindi questo sicuramente è gratificante. E non ti nascondo che a volte sono anche un po' dispiaciuto quando vanno via, insomma. Si crea comunque un legame. Ecco. Nei film spesso viene proprio sdoganata la figura dello psicoterapeuta, anche un po', diciamo, presa in giro, perché la tipica seduta viene diciamo rappresentata con una persona sdraiata su un letto col pacco dei fazzolettini pronta a piangere e lo psicoterapeuta che di fronte a un PC ascolta i problemi, diciamo, del paziente. Quanto c'è di vero in questa rappresentazione e se ti va invece puoi raccontarci come funziona, senza entrare chiaramente nei dettagli, una seduta tipo? Allora, per fortuna no, non funziona così, almeno non per il mio approccio. Come funziona una seduta? Intanto solitamente non ci sono degli ostacoli di mezzo. Per me avere un tavolo o una scrivania mette distanza dall'altro, quindi si sta comodi in una poltrona, in un divano, ok? Solitamente funziona così, la persona, la prima domanda che faccio è questa, appunto, che cosa ti porta in terapia o qual è il motivo della visita, così che si cerca di capire la consapevolezza che la persona ha del problema. Poi solitamente si struttura il cambiamento che la persona desidera, che può essere trasformativo, quindi non riguarda la patologia, oppure l'assenza ad esempio dell'ansia, che è tipico, e in base a quello cerco di capire come funziona quella persona cognitivamente, emotivamente, a livello comportamentale, e si attuano diversi approcci, diverse tecniche per aiutare quella persona a risolvere quel problema disturbo o arrivare a quel tipo di cambiamento desiderato. Oltre alla tua vita professionale, tu sei un grande appassionato e praticante di sport. Mi ha colpito una foto che c'è nel tuo profilo. Sono andato a leggere e tu hai fatto un Ironman. Se ti va di raccontarci l'esperienza e spiegare magari anche a chi non è proprio avvezzo a questa disciplina in che cosa consiste l'Ironman. L'Ironman è un triathlon, una forma di triathlon abbastanza estrema, possiamo considerarla così, in cui ci sono 3 attività, il nuoto, la bici e la corsa, messe in maniera successiva proprio come le ho raccontate, e le distanze sono discrete, ok? E quindi sono circa 4 km di nuoto, 180 km di bici e una maratona finale. Credo che fare l'Ironman e dedicarmi comunque all'attività fisica in maniera importante, lo confesso, ok? Sia una cosa fondamentale anche per la mia professione, e credo che in questo caso l'Ironman, tu mi chiedi di questo, l'ho fatto e li faccio con la testa, è la testa che ti permette di finire quella gara. Parliamo di quante ore di sforzo fisico? Diciamo almeno 8 ore, dai, mettiamola così, più o meno, a seconda della gara, se c'è montagne in bici, se il mare è mosso, più o meno diciamo 8 ore, dai. Si dice sempre che la cosa più importante del viaggio non è la destinazione, ma è il percorso. In un'attività fisica così faticosa e con tante ore di attività, quindi anche molto tempo
mi hai detto tu, per usare la testa, quali sono i pensieri che passano mentre stai compiendo uno sforzo del genere? Allora, i miei pensieri, che sono anche i pensieri di un terapeuta in quel caso, è stare lì, no? Sono il cosiddetto qui ed ora. Mi godo lì, mi godo ogni bracciata, ogni sospiro, ogni fatica, e sto lì. E quando stai lì, un po' come succede in tutti gli atleti, soprattutto quelli professionisti, tutto funziona. È quello che viene chiamato peak performance, no? In cui la persona sta nel suo flow, ok? Ed è molto in confidenza con ciò che sta facendo, e tutto il resto sbiadisce. Quindi sei lì, stai facendo quello e pensi a quello, però te lo godi. Allora lì non soltanto lo finisci e ti godi il percorso, però anche la performance è buona. Spesso chi fa attività sportiva, non per forza a livello agonistico, dice che è un modo per staccare. Da professionista della cura della salute mentale, lo consigli e pensi che sia un'ottima attività proprio per anche liberare la mente? Allora, qua sorridevo mentre ti ascoltavo perché come dicevamo prima, vedo nei social l'attività fisica, la mia terapia, e secondo me è sbagliato questo. Secondo me psicoterapeuta. Perché? Perché tutto ciò che è finalizzato al va bene solo se, cioè sto bene solo se la faccio, diventa patologico, perché nel momento in cui tu non puoi fare quell'attività fisica stai male. E allora è giusto farla, perché mens sana in corpore sano è assolutamente vero, però farla sapendo che ci sono anche altre cose che devono nutrire la tua vita. È un po' come se fosse una torta, no? In cui ci deve essere l'attività fisica e va bene, e quindi mi godo quello che mi dà, ormoni positivi, serotonina, ossitocina, a pagamento, però ci devono essere anche altre aree, le relazioni, il lavoro, la famiglia. E allora nel momento in cui io non posso fare quell'attività fisica, mi sento comunque ok, mi sento bene fisicamente, emotivamente, perché in qualche modo la mia vita e il mio essere viene comunque nutrito da altre aree. Mi è capitato di sentire interviste, ora vanno molto di moda i podcast. Sì. Io, essendo appassionato di sport, spesso vado ad ascoltare le interviste degli sportivi, e ci sono diverse correnti di pensiero. Per dare ragione, per accordarmi a quello che hai detto tu, ogni volta che sento uno sportivo anche di alto livello dire: se per un giorno non sono riuscito a fare il mio programma, se non riesco a fare il mio programma sto male, io mentre lo sentivo, nonostante l'intervistatore anzi lo dava come un merito per la costanza dell'allenamento, per me già uno che non riesce a fare, perché può succedere che un giorno uno ha dei problemi, non riesce a completare il suo ciclo di allenamento, sta male, non mi sembrava così, ascoltandola, una cosa tra virgolette sana. Mentre ne ho sentito altri che dicevano: sì, io ho il mio programma di allenamento, ma un giorno mi succede qualcosa nella vita di tutti i giorni, oppure ho un pensiero diverso, oggi anziché fare 4 ore ne faccio 3, va bene lo stesso. Cioè non è quell'ora in meno di allenamento in un percorso, immagino gli atleti che andranno a fare le Olimpiadi, in un percorso di 4 anni non è quell'ora di allenamento che cambia il mio risultato. Solo che spesso vengono sottolineate le persone che invece hanno questo tipo di Forma mentis esatto. Sì, capisco, però in realtà non lo dico io, cioè è controproducente, perché è chiaro che se io mi dico che la mia vita funziona e mi sento bene con me stesso solo se riesco a portare a casa quell'obiettivo che mi ero prefissato, fin quando mi va bene, perfetto, ma nel momento in cui va male non c'è resilienza. Quindi di fatto le persone più performanti saranno sempre le persone più flessibili. Questo è proprio un fatto. In
in questa società di adesso, rimanendo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni, spesso atleti e persone vengono schiacciati dal cosiddetto peso delle aspettative. Vuoi raccontarci un po' come funziona e quanto può essere pesante, in questo caso nello specifico uno sportivo, il peso delle aspettative? Sai, le aspettative ho sempre pensato e penso tuttora che derivino da un confronto con l'altro. Quindi nel momento in cui spesso ciò che facciamo deve avere un riscontro esterno. E quindi nel momento in cui io non riesco a soddisfare le tue aspettative, le aspettative di papà, di mamma, del mister, allora vado in crisi. E quindi anche in questo caso il lavoro, la via da percorrere è sempre quella più intrapsichica, e cioè come mi sento io rispetto a quello che ho fatto. Ho avuto una buona performance, ho dato il massimo anche se non stavo bene. Se la risposta è ok, quindi io sono soddisfatto di me stesso, allora metto uno spazio protettivo tra me e l'aspettativa dell'altro. Qua si tratta sempre di dar valore a se stessi o all'altro. E purtroppo in questa società siamo una società molto purtroppo superficiale, nella nostra epoca, si tende a dare molto potere e visibilità all'altro a discapito del valore proprio. Tutti noi siamo in grado di, quando siamo da soli a letto, di fermarci e vedere come mi sono sentito oggi, ho fatto un buon lavoro, anche se il mio compagno o la mia compagna pensa il contrario, anche se sono stato criticato. Ecco, credo che la chiave sia questa: riuscire a guardarsi in maniera oggettiva, anche se l'altro ha un parere discordante. Uno dei casi più famosi e di quelli che più mi ha colpito, che poi sono andato a vedere serie, a leggere libri, è il caso di Alex Schwarzer, il famoso marciatore certo. italiano. Giovanissimo, talento cristallino, vince le Olimpiadi di Pechino dominandole. 4 anni dopo, non dico perfetto sconosciuto, ma quasi, contratti pubblicitari, fortissimo, condannato tra 1000 virgolette a rivincere le Olimpiadi, cade nello spettro del doping. Viene trovato positivo, ammette in una conferenza stampa che è diventata famosissima, dove lui in lacrime, distrutto, confessa. E mi ha sempre colpito di quella famosa conferenza stampa lui che addirittura dice davanti a tutto il mondo, cioè lì veramente l'ho visto, per quanto da sportivo ho sempre condannato il doping, ma lì mi sono sentito di empatizzare con lui, perché l'ho visto distrutto dire finalmente è finita, quasi sollevato per averlo beccato, perché nonostante avesse fatto una pratica illecita, dentro di sé sapeva benissimo che era un errore e che gli sarebbe potuto costare la carriera, come poi è successo. Lui forse è un esempio lampante di una persona schiacciata dal peso delle aspettative. Non so se hai mai visto quella conferenza, sì, se l'hai vista, cosa pensi di quel momento? Sono in parte d'accordo con te, credo che il momento che stava vivendo questo ragazzo, questo atleta, fosse dettato da grande pressione. E quando c'è la pressione all'esterno, come gli è successo, e devi, hai detto bene tu, non mantenere quello standard, è più facile farsi in un certo qual modo influenzare dall'altro. La sua frase, no, adesso è finita, ci fa proprio capire di quanto nascondere certe cose a noi stessi, lui parlava di sé in quel momento, sia molto doloroso. Quindi fermarsi in questo caso come ha fatto lui e ammettere ciò che ha fatto, credo che l'abbia fatto star meglio, probabilmente anche rispetto a certi successi che ha avuto, anche per via insomma dell'utilizzo di sostanze, però in cuor suo lui sapeva cosa stava facendo, e quindi nel momento in cui si dà il permesso di esprimersi, credo che lì sia stato davvero bene,
E mi dispiace oggi che ancora, perché un po' si accaniscono su di lui, però credo che lì abbia davvero svoltato per sé, ecco. Sì, è un po' quello che ho visto io. Poi a lui è veramente costata la carriera, perché poi hai parlato di accanimento, anche tutt'oggi lui Sì. ha dimostrato, poi si è fatto allenare da uno dei più grandi combattenti del doping, che quindi certificava assolutamente che lui fosse pulito, però per quanto non sia più riuscito a dimostrare il suo valore da atleta fino in fondo, perché tra squalifiche Certo. e non convocazioni non gliel'hanno permesso, sembra molto più a suo agio come persona. Probabilmente gli è servito più a livello privato che È proprio che più in linea con se sportivo. stesso oggi, credo questo. Ecco. Rimanendo alle aspettative, oltre al caso di Schwarzer, essendo un grande appassionato di Olimpiadi, io ricordo, non so se tu lo ricordi, Atlanta 96, le Olimpiadi americane, c'era una finale di pistola d'aria compressa e c'era un italiano protagonista, Roberto Di Donna, fortissimo. Il suo avversario principale era un cinese che praticamente ha vinto tutto, era campione in carica a Barcellona 92. Per farla breve, arrivano a questa finale, il cinese stava dominando, arrivano all'ultimo tiro, aveva praticamente la medaglia d'oro in pugno. Bastava, se non ricordo male, fare un 8, che nella precisione della pistola, proprio quelli bravi è raro che scendano sotto il 9,5. C'è stato un piccolo blackout della luce, quindi gli ha fatto perdere la concentrazione. All'ultimo tiro ha sparato un 6,5, che se vogliamo fare l'esempio, che magari è uno sport che va per la maggiore, del calcio, è come calciare un rigore 20 metri o sulla linea del fallo laterale, proprio un errore clamoroso che gli è costato la medaglia d'oro e l'ha vinta l'italiano per 1/10 di punto. Ricordo esattamente l'espressione del cinese subito dopo aver sbagliato, è quasi svenuto. Ci credo. Ha fatto male a me vederlo. Non sapevo di questa cosa, sì. Se vuoi magari provare a spiegare cosa può succedere in un momento così importante. Sì, lo guarderò perché non ero al corrente di questa, lo vado a vedere, però sì, diciamo che tutti noi, questo vale per lo sport come nella vita, parliamo con noi stessi, che ci piaccia o meno. E in realtà le parole contano tantissimo. Si dice no, verba volant, in realtà nella psiche non è così, perché ciò che diciamo diventa vero. Quindi credo che in quel momento lui si stesse dicendo delle cose e quindi mentre prima era proprio in quella peak performance che dicevo, era nel suo flow, aveva vinto, ok? In quel momento ha iniziato a dirsi qualcosa, forse non ce la faccio. Adesso è successo questo blackout, quindi non sono più caldo come prima, e credo che proprio quelle parole lì che non conosciamo gli abbiano permesso di fare quella prestazione al di sotto delle sue capacità. Poi in quel caso ha premiato un italiano che Sì, ha vinto le ok. Olimpiadi. Lui ha vinto le Olimpiadi precedenti, queste le ha perse e poi ha vinto anche quelle successive, quindi veramente un'eccellenza come atleta. Quanto è difficile arrivare a un evento, già la straordinarietà delle Olimpiadi si svolgono ogni 4 anni, quindi immagino nella carriera di un atleta, nel momento più alto della sua performance, uno di quelli più bravi potrebbe farne 2 o 3 ad alti livelli. Quanto è difficile rialzarsi se non si è preparati, e quanto probabilmente ha avuto bisogno di un supporto per riprendersi da uno shock così grande. Allora, oggi vedo proprio la differenza tra gli sportivi nelle interviste che sono seguiti da dei terapeuti, li vedo perché sento come parlano. Adesso non vorrei sbagliarmi, però ti rispondo con un esempio delle Olimpiadi invernali che ci sono state. Un atleta che credo facesse, non sono esatto, però una sorta di, non di decathlon, ma sci di fondo, più non mi ricordo nemmeno il nome della disciplina, però insomma stava vincendo, dell'italiano questo atleta, e ha avuto una sorta di sincope, non si capisce che cosa. Ah sì, biathlon. Biathlon, sì, lui era in testa. Quindi ha avuto una sorta di sincope, insomma ha perso le Olimpiadi. E ho visto una sua intervista
dove ovviamente tutti quanti gli chiedevano insomma, che cosa è successo, tutti preoccupati. Lui ha risposto, lì si vede che fa terapia, lui ha risposto così, 4 anni passano in fretta. Appena perso le Olimpiadi in casa mentre stava vincendo. 4 anni passano in fretta. Questo ti fa capire quanto ha proprio già metabolizzato quella roba lì. Vedi l'uso delle parole. Ok, è successo. Ok, non posso farci niente. Anche perché era fuori dal suo controllo. Esatto. È stato male, nulla di gravissimo, però in quel momento è crollato a terra. Ok, e nel momento in cui lui stesso lo dice davanti a tutti, 4 anni passano in fretta, e che idea ha di sé? Ce la faccio. E quindi non vedo l'ora di vederlo fra 4 anni. Se riuscirà probabilmente. Qualche anno fa i terapeuti, e non solo i terapeuti, sono entrati a pieno titolo nello sport, mentre invece ci sono stati anche esempi, questa è una mia modesta opinione, poi magari tu mi dirai se sei d'accordo, anche esempi negativi. Non so se ti è mai capitato di leggere il libro Open di Agassi o di leggere la storia delle sorelle Williams, dove genitori hanno preparato metodicamente i figli per arrivare al successo, togliendogli praticamente gli anni della giovinezza, del loro essere bambini e dell'adolescenza. E per spostarci anche un po' dallo sport, da poco sono andato al cinema a vedere il film di Michael Jackson, che anche lui era vittima dico vittima per come l'ho vissuta io, certo, sentendo la storia di un padre che già da quando lui era bambino, vedendo il suo talento nel canto e nel ballo, aveva deciso che lui doveva diventare il numero 1 al mondo. Per quanto un genitore ami alla follia il proprio figlio, quanti danni rischia di fare in questo tipo di comportamenti? Tanti, nel senso che quando succedono queste cose, e li vediamo ancora oggi, anche a livelli amatoriali, i genitori in questo caso spingono quella che era una loro proiezione, un loro desiderio. Non sempre questo è il desiderio dei loro figli. Lo vedo anche nei ragazzini, no? Col calcio, perché mi viene in mente quello, in cui spesso i padri, che spesso è così, spingono il figlio a farlo perché anche loro l'hanno fatto e probabilmente vedono nel figlio una rivalsa in qualcosa in cui loro non sono riusciti come avrebbero voluto. E questo crea grandissimi danni, non soltanto a livello sportivo, ma li crea a livello familiare, in cui io vado bene, ad esempio, per papà solo se sono il migliore. E ci credo che quella persona, ovviamente sia talento, potrà effettivamente eccellere in quello sport, ma credo che in quel caso lo sport c'entri meno. No? Sembra un po', te la dico così, che l'unico modo, no, in cui posso essere visto davvero da papà è quello di essere il migliore. Quindi se sono il migliore ho una relazione con papà. Ho sentito dire spesso, chiaramente è una frase forte, è anche una provocazione di tanti allenatori di settori giovanili importanti che dicevano che il calciatore ideale era quello orfano. Chiaramente è una frase forte ed è una provocazione lanciata, non è che lo pensa veramente, però per far capire quanto un genitore che si comporta nel modo sbagliato possa essere dannoso non tanto per la carriera sportiva anche, ma più che altro per la crescita personale. Assolutamente, è proprio una cosa assolutamente vera. Sempre più, abbiamo detto, sta entrando la figura anche dello psicologo dello sport nelle società. Opinione personale, non è ancora abbastanza. Ritornando alla teoria del secondo me, quando ospitiamo soprattutto quelli calciofili, perché negli altri sport sono un pochino più severi, cioè nessuno si sogna di fare il tecnico di altri sport, magari un po' più di nicchia, se veramente non è preparato. Quantomeno, mentre il calcio, che va per la maggiore, tutti si sentono allenatori, pur non avendone i titoli. Quanto è pericoloso e quanto può essere dannoso, soprattutto nelle fasce
sensibili di crescita, bambini che iniziano al primo approccio a 5-6 anni fino all'adolescenza, che solitamente per un ragazzo e una ragazza sono i periodi più critici. Quindi quando può essere pericoloso che cosa in questo caso? Il fatto che una persona non qualificata possa... Beh, è enorme, nel senso che sicuramente traccia una strada intanto che non è quella giusta, sia per, diciamo, a livello sportivo, sia a livello di persona, e va ad alimentare anche in questo caso degli obiettivi spesso non realistici, no? In cui il secondo me finisce per essere dal ragazzino in questo caso introiettato come è così che funziona, e quindi spesso si dà più si crede di più alla persona esterna e non all'addetto ai lavori, no? Mi viene in mente, per non andare lontano, come è cambiato il mondo della scuola, no? In cui adesso sono i professori che devono aver paura dei genitori, no? Si è capovolto il mondo. Ritornando per un attimo allo sport, un'altra figura che mi ha sempre affascinato e che mi ha anche un po' spaventato quando sento le sue interviste è quella di Roberto Baggio. Roberto Baggio 1993 vince il pallone d'oro, nel 1994 i famosi mondiali negli Stati Uniti, lui è la stella di questo mondiale, arriva al mondiale che non sta bene fisicamente, ma nonostante tutto in Italia che aveva grosse difficoltà, Baggio porta l'Italia in finale e c'è il celebre rigore sbagliato a USA 94. Molti non lo ricordano, io ero piccolo ma è il primo evento sportivo che ho veramente seguito, per quanto avessi 9 anni non è che ero in grado di capire perfettamente il calcio, però lo ricordo come una delle prime delusioni sportive della mia vita. Molti non lo ricordano appunto, ma il rigore di Baggio non era decisivo, nel senso, se anche Baggio avesse segnato l'ultimo rigore era del Brasile, l'Italia in caso di gol avrebbe comunque perso i mondiali, e non è l'unico che ha sbagliato il rigore, però è il giocatore più forte del mondo in quel momento, quindi tutti, finale mondiale, l'evento più importante per un calciatore, lui calcia un rigore fuori e testa bassa viene consolato da Gigi Riva a fine partita. E ho detto che mi spaventa un po' le sue dichiarazioni, perché lui, sono passati più di 30 anni, anche da poco l'hanno intervistato, e lui dice che ancora quando ci ripensa fatica a dormire, ha usato queste parole: non sono ancora riuscito del tutto a perdonarmi per quell'errore. E racconta anche, rimanendo per le aspettative, lui con quel calcio di rigore ha perso un mondiale che poi purtroppo per lui non è più riuscito a conquistare, il secondo pallone d'oro, e ha deluso una nazione intera. Vuoi provare ad analizzare, a commentare, a dire qualcosa su questo episodio? Questo è quello un po' che viene chiamato un effetto alone. È chiaro che quando c'è uno sportivo di tale importanza, di tale spessore, anche se c'è un organico importante, è lui che trascina tutti a livello non soltanto di campo ma a livello esterno, quindi nel bene o nel male è lui che si porta i risultati ma si porta anche le disfatte, quindi credo che quello che tu mi hai raccontato, pensa un po', non sapevo sta cosa, quindi la tiene ancora è uscita un'intervista un mese fa. Credo che lui si stia portando il peso di tutti i suoi compagni. Quindi in questo caso l'effetto alone significa, cioè io prendo una caratteristica, qualcosa che è importante, come in questo caso l'eccellenza calcistica, e me la porto dietro. E quindi io più di tutti non potevo sbagliare, al di là che quella partita fosse stata vinta o persa, io non potevo sbagliare. Credo che sia proprio questo, no? Si porta il peso, in questo caso di tutta l'Italia. Sempre rimanendo a quanto è diventato ormai fondamentale, chiaramente nella vita di tutti i giorni, ma anche nello sport, la confidenza, lo stare bene. I famosi mondiali vinti dall'Italia nel 2006,
Italia con 2 campioni come Totti, Del Piero e altri grandi giocatori, alla fine l'uomo copertina dei mondiali, non me ne voglia Grosso, che ora è anche un bravissimo allenatore, è balzato alla cronaca un mestierante e brutto, diciamo un gregario. È entrato quasi in punta di piedi, giocava nel Palermo, quindi non una big, qualcuno storceva un po' il naso, cosa ci fa in nazionale, decisivo con l'Australia dove si guadagna il rigore, autore dell'ormai famoso gol, credo di averlo visto 1 miliardo di volte contro la Germania, e addirittura, cioè, da uno che prima magari non prendeva neanche la responsabilità per, che ne so, andare per primo in mensa, il rigore decisivo in una finale dei mondiali, il contrappasso rispetto a Baggio. Lui, grande giocatore, lo sbaglia, lui in quel momento un gregario della nazionale, porta l'Italia sul tetto del mondo. Quindi sta un po' con quello che ci stavamo dicendo, cioè in questo caso Grosso si è portato quell'effettualone lì in cui ha avuto quella performance, più che performance anche il momento, no, decisivo, ed è quello che ti porti dietro. Quindi vedi, Baggio si porta a quel lascito lì, e Grosso verrà ricordato per quella roba lì. Noi funzioniamo così, non è una questione di sport, è una questione di testa. Il nostro cervello non può diciamo decifrare eccessive informazioni. Allora, si ricorda dei punti e quei punti però li fa propri, cioè così, e quindi Grosso verrà ricordato in questo modo. Mentre raccontavo di Baggio mi è venuto in mente il biatleta delle ultime Olimpiadi, proprio per far capire la differenza dell'accettazione dell'evento che è successo. Baggio dopo 30 e passani ancora sul groppone questa responsabilità, lo sciatore biatleta da te citato ha detto che 4 anni passano in fretta. Credo che lì non me ne vorrà Baggio perché effettivamente c'è questo biatleta è seguito, inevitabile, quindi c'è proprio una forma mentis in cui ok, è passato, l'unico tempo che è modificabile è il presente, sto col presente. Ora abbiamo detto che lo psicologo dello sport è una figura che si sta affacciando sempre di più, soprattutto a livello di sport professionistici. Magari nelle realtà un po' più piccole è un po' più difficile. Quanta fatica ci è voluta per far capire alle persone che in una performance sportiva e in un gruppo squadra, per quanto riguarda gli sport di squadra, la parte mentale è importante tanto quanto, se non di più, della componente fisica e atletica. Perché non si vede, ti rispondo così, l'allenamento lo vedi, il braccio rotto lo vedi, e quindi le persone è più facile che empatizzino e gli diano un valore diverso. La parte mentale non la vedi, e quindi non vedendola la persona fa molta più fatica a comprenderne il significato, la potenza che ha, e quindi come quella parte lì non soltanto debba essere integrata, ma sia fondamentale. Cioè, se tu vai a guardarti i grandissimi atleti, appunto abbiamo parlato di Olimpiadi, mi viene in mente Cristiano Ronaldo, se tu guardi nei momenti importanti stanno sempre parlando con se stessi, e quello ci dice che anche loro hanno compreso quel valore lì, quindi vanno proprio insieme, fanno parte dello stesso progetto. Il punto è che è più facile dar valore a qualcosa che vedi. Lo vediamo anche nelle malattie, no? Ad esempio nei pazienti con Alzheimer, che è una patologia dolorosa non soltanto per chi ne soffre, ma spesso molto più dolorosa per chi sta vicino, perché non la puoi vedere. E il braccio rotto lo vedi, e quindi è più facile empatizzare. Ecco, nello sport è un po' la stessa cosa. Il duro lavoro lo vedi, il duro lavoro mentale non lo puoi vedere. Sempre per rimanere nel calcio, uno dei gesti, diciamo, dei momenti delle partite dove veramente la tenuta mentale è importante è
nei calci di rigore. Spesso vediamo portieri che ballano sulla linea cercando di distrarre l'avversario, oppure mentre il calciatore che sta per calciare posiziona il pallone, arriva un avversario da un calcetto e lo butta fuori. Ci sono diversi correnti di pensiero dei calciofili. I rigori li sbaglia solo chi li calcia, perché se uno calcia bene un rigore, per il portiere la distanza è breve, se il tiro è forte è fisicamente impossibile pararlo, a meno di provare a intuire. Ma ne sento sempre meno, ora un po' di più, ma prima non veniva considerato l'aspetto mentale. Non è solo il ripetere un gesto tecnico, perché un conto è calciare un rigore meccanicamente in allenamento dove non c'è pressione, un conto è calciare un rigore in una partita che può essere un gol decisivo, e anche all'interno di più partite il peso che ha quella partita. Chiaramente un rigore calciato in una finale mondiale ha un peso diverso rispetto a un rigore calciato in una partita, per esempio, di campionato. Hai citato Cristiano Ronaldo, ma ce n'è tanti che quando già prendono il pallone e vanno a posizionarlo sul dischetto, ora abbiamo telecamere ovunque, quindi ci sono loro che parlano. Sì. Probabilmente cosa pensi possano raccontarsi in quei pochi istanti? Quello che solitamente appunto si fa e funziona è ricordarsi ciò che sai fare. Non è una questione di credere di essere il migliore, ma di ripetere a se stessi che quel gesto tu lo sai fare, che al di là che sia una finale, un rigore importante, il gesto tecnico è lo stesso, sia che sia nel campetto con gli amici, sia che sia in una finale mondiale. Quindi ciò che funziona davvero, empiricamente, è proprio quello di stare lì e riconoscere a se stessi le proprie capacità. Quindi se io so tirare una punizione in allenamento o con gli amici, la so tirare anche alla finale dei mondiali. Quindi il Cristiano Ronaldo della situazione si ripete questo, cioè posso farcela, ce la faccio, proprio perché le parole diventano comportamento e quindi funziona. Non so se hai un atleta di riferimento, e se ce l'hai, chi è che da psicoterapeuta magari vedi, hai citato, l'abbiamo nominato prima, l'italiano delle Olimpiadi, che dalle sue parole hai capito. C'è qualche atleta che lo usi e dici ogni volta che lo vedi, ecco, lui fa le cose corrette, oppure ti accorgi che è un atleta che appunto ha fa un percorso che lo porta... Allora, diciamo di sì. Ora ci devo pensare su un atleta di riferimento. No, direi che mi colpiscono un po' le persone che, gli atleti, che mettono proprio uno spazio tra sé e l'altro, li vedi, no? Che sono proprio in quel tunnel dove ci sono solo loro, e lì sono gli atleti, secondo me, che mentalmente funzionano di più. Tu non lo sai, ma io seguo anche giocatori di calcio professionisti, e vedo poi il modo in cui si approcciano. La differenza è proprio lì, è una questione di approccio. Non ce n'è uno in particolare, però mi destano la mia attenzione tutti quelli in cui il focus rimangono loro, in cui facci caso, quando guardi una partita vedrai chi si fa distrarre dal portiere. Mi viene in mente quel portiere argentino dell'Argentina. Sì, il Dibu Martinez. Ecco. Okay. Che ha vinto i mondiali, che ballava. Ok. E lì potrei vedere i giocatori che si sono fatti influenzare, i giocatori in cui lui poteva ballare quanto voleva, non lo guardavano neanche. Ok. E questa è la differenza. Alle volte le cose semplici sono le più efficaci. C'è una parola che è entrata prepotentemente nel linguaggio della vita di tutti i giorni, ma anche tanto negli sportivi professionistici, che è la parola depressione. Prima non ne parlava nessuno, perché gli atleti professionistici vengono visti come eccellenze, hanno tanti soldi, vita agiata. In realtà poi purtroppo succede che lo raccontano a carriera finita. Sarebbe meglio che lo raccontassero, poi chiaramente sono cose molto personali, però per far capire alle persone che li guardano che
dietro l'atleta c'è comunque una persona normale, a parte diciamo le grandi doti atletiche. Come può non la voglio definire patologia perché potrebbe essere un errore. No, possiamo anche definirla, cioè patologia disturbo inteso come disturbante per la persona, lo possiamo definire. Come possiamo spiegare a uno come me che guarda con occhi ammirati questi sportivi bravissimi, spiegare come possono anche loro, che per noi, magari per me nello specifico no, ma per molti hanno una vita agiata, e figurati se possono soffrire di depressione. Beh, un po' è tra le righe del discorso di oggi, cioè il vado bene solo se, no? Quindi nel momento in cui io non riesco, questo vale credo per tantissimi, se non tutti gli sportivi, nel momento in cui cambia qualcosa, il vado bene solo se non c'è più, allora io faccio fatica a trovare altri strumenti per performare non soltanto nello sport ma anche nella vita, e quindi si presentano una serie di sintomi. Quindi in questo caso diciamo una depressione diventa una depressione reattiva, non endogena. I sintomi hanno sempre una funzione e quindi in questo caso, nel caso degli sportivi, spesso deriva da un non riuscire più a fare qualcosa che magari prima accadeva. Mi vengono in mente gli sportivi che magari prima giocavano in Serie A e poi in Serie B, no? Ok. Oppure in una squadra più blasonata e poi meno blasonata. Una piccola magari. Ok, lì è molto facile che la depressione o comunque i disturbi dell'umore possano attecchire se quella persona non è integrata, se ha un'idea di sé come calciatore. E quindi nel momento in cui il calciatore non è più così performante, lo è come io vorrei che fosse, allora tutto crolla. E quindi in questo caso la depressione parla di un non vado bene più come sono, non mi accetto più. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata. Io solitamente chiedo ai nostri ospiti se c'è qualche cosa che loro vogliono esplicitare, un aneddoto da raccontare che io magari nelle mie domande non sono riuscito come argomento a toccare. Ho anche un messaggio. Sì, non so se sia, non è un aneddoto, sì, è più un messaggio che è questo. Le persone si concentrano molto su, tutti noi ci concentriamo molto sui sintomi. Il sintomo non è mai il vero problema, ma il sintomo è qualcosa che la persona sperimenta per far fronte a quel problema. Quindi il mio invito è che le persone possano guardarsi al di là dei sintomi e comprendere in un certo qual modo, anche se non ha senso cognitivamente, che quel sintomo ha una ragione d'essere. La tua depressione ha una ragione d'essere, il tuo disturbo alimentare ha una ragione d'essere, e quindi non fare braccio di ferro con il sintomo, ma fermatevi e cercate di capire che funzione ha. Fare solo questo ti consente anche di aiutarti e magari di iniziare a intraprendere un percorso. Quindi sì, questo, diciamo che ciò che possiamo tradurla così, ciò che sperimenti, il tuo disagio, il tuo sintomo non è il problema. Io ti ringrazio per essere venuto ospite, ci tenevo perché è un argomento che ormai tocca tante persone, c'è chi lo ammette, c'è chi lo nasconde perché ancora c'è questa credenza, sempre per fortuna sempre meno, però ci tenevo ad avere anche un punto di vista di uno psicoterapeuta, e poi ormai è diventata anche una figura fondamentale nello sport, che è principalmente l'argomento di cui ci occupiamo noi. Ti ringrazio ancora una volta. Grazie a te. Ti auguro il meglio dal punto di vista sportivo e professionale. Ringrazio voi che ci avete seguito, la GL Produzioni che ci permette di andare in onda. Vi invito ancora una volta a iscrivervi al nostro canale YouTube e vi do appuntamento alla prossima puntata. Faccio un giro
versano un po' di